Renzi oggi cosa può dire sulla caduta del governo? Un'accelerazione della Lega è innegabile. Ma guardate, io penso che quello che dovevo dire l'ho già detto. Guardiamo in faccia la realtà, avremo fra 60 giorni un nuovo Parlamento con un nuovo governo e queste elezioni saranno anche sanificatorie, definiamolo così, anche perché daranno in mano il Paese a una forza di governo che spero che sia assolutamente rappresentativa e che possa portare stabilità a questo Paese. Voi fino all'ultimo però vi eravate spesi per una riconferma di Draghi. Ma invece è innegabile lo standing del Presidente Draghi, però è anche vero che poi la Lega, il mio partito, ha fatto delle proposte, nel senso che abbiamo posto la questione di non avere più 5 Stelle, perché ricordo che noi il 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia, abbiamo votato il decreto aiuti con 10 miliardi di aiuti per i cittadini, i 5 Stelle no, quindi la fiducia noi l'abbiamo votata. Ci sono aperti, non era una crisi da evitare? Ma guardate, guardiamo anche l'altra metà della vicenda, stiamo parlando dei mesi di agosto e di metà settembre, per cui alla fin fine riusciamo a recuperare tutta questa fase estiva grazie al Presidente della Repubblica che ha fissato subito le elezioni. Quindi comunque avremo avuto un mese di chiusura del Parlamento, ricordo che i ministri restano in carica e si va avanti assolutamente con provvedimenti strategici, anche perché noi abbiamo dato la disponibilità di votare. Se le categorie venete non sono felici di tutto questo, cosa dire loro? Ma guardi, io capisco la loro posizione, che è la posizione di chi cerca stabilità, di chi vorrebbe sempre giustamente avere scadenze perfette per le elezioni, chi non lo vorrebbe. Però pensiamo che fra 60 giorni abbiamo Parlamento, Governo e tutto, e in questi 60 giorni non siamo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ma siamo in agosto e settembre, per cui penso e spero che si recuperi velocemente, ma soprattutto mi auguro che questo Paese possa avere una maggioranza solida e che si continuino a fare le riforme, perché al di là di chi prenderà in mano le redini di questo Paese voglio ricordare che comunque le riforme vanno fatte, perché questo è un Paese che ha bisogno di riforme. Ma non è che l'autonomia riparte da zero adesso? No, assolutamente no, anche perché il lavoro e i compiti per casa sono stati fatti e non c'è governo di destra o di sinistra, di su e di giù che può prescindere dall'autonomia, altrimenti avrebbe venuto conto. Luca Zaia, Presidente del Consiglio, se ne parla già? No, guardi, queste sono fantasie. Ogni volta che si parla di elezioni io sono candidato a tutto quello che passa per strada. Io ho il Veneto e penso al Veneto.